Agrigento a San Leone, come ormai ogni anno, si è riproposto il fenomeno della presenza in mare di tanta schiuma di colore biancastro che rende torbida e maleodorante l'acqua. In mare, ancora a San Leone, è stata finanche rinvenuta la carcassa di un cane morto. Il video testimonia come il mare di San Leone rappresenti, anche nell'estate 2018, un pessimo biglietto da visita per turisti e vacanzieri.